sono solo scarole. Mamma mia, com'è bella scarola, come la facci? Voglio, però, vi voglio fare la pizza e scarola che facciamo noi. Siete curiosi? Venite appresso a me. Mezzo chilo di farina, 000, 20 grammi di sale, 300 grammi di acqua, 5 grammi di lievito, 5 grammi di zucchero, 30 grammi di olio. La grandezza del ruoto per queste dosi, ragazzi, 30 o 32 al massimo, ok? Sciogliere il nostro lievito da una parte di 300 grammi di acqua, ci versiamo una piccola parte e prendiamo 5 grammi di lievito. Eccola qua. Come li prendiamo? Divido a metà il nostro lievito e ne abbiamo 12, divido a metà e ne abbiamo 6, più o meno sono 5 all'interno della nostra acqua e lo sciogliamo. All'interno della nostra farina iniziamo a mettere la nostra acqua. Ho conservato ancora una piccola parte di acqua, vado a mettere l'olio e anche lo zucchero. Inizio ad impastare con l'aiuto di una cucchiarella, lentamente vado ad aggiungere il restante dell'acqua, i 20 grammi di sale. Una volta fatta assorbire tutta l'acqua, inizio a lavorare sulla spianatura in questo modo. Noterete che man mano l'impasto inizia a prendere la sua forma. Qualche piccola spolverata di farina vi aiuterà nell'impasto. Ho finito di fare il nostro impasto, lo lasciamo riposare coperto per 2 ore in questo modo. Sono passate 2 ore, andiamo a questo punto a porzionare il nostro impasto in 2 recipienti diversi. Andiamo a ungere leggermente prima l'uno e poi l'altro, andiamoci con una mano sulle pareti e sul fondo, ecco qua. Allora, noi in questo punto ci troviamo con circa 850 grammi di impasto, andiamo a dividerlo in 2 parti. La parte che andrà sotto deve essere necessariamente più grande, quindi andremo con una parte di circa 500 grammi, 450-500, e l'altra di circa 350. Ecco qua, andiamo a coprire con la pellicola. Una volta sigillato i 2 impasti all'interno di 2 recipienti con pellicola, andiamo a mettere in frigorifero per 14-16 ore. E ora vi faccio vedere come prepariamo le scarole. Andiamo. Dopo aver fatto l'impasto, prepariamo già le scarole, perché poi le scarole all'interno della pizza vanno messe fredde, non dovete metterle calde, perché altrimenti andiamo a modificare la lievitazione dell'impasto. Quindi prepariamo la scarola in questo modo, scarola liscia. Per una pizza con le scarole ruoto da 30-32 massimo bastano 3 scarole lisce. Allora, le scarole, eccole qua, andiamo a togliere la parte finale della scarola, invece quella che rimane la tagliamo a metà, vedete? Ecco qua, eliminiamo tutta la parte finale, quella più verde. Allora ragazzi, finito di pulire le scarole, vedete, ecco qua. Ragazzi, non vi impressionate, possono sembrare tante, ma poi quando le andiamo a cucinare diventano quelle che ci servono. Quindi 3 fasci di scarole. A questo punto, dopo averle sciacquate per bene, io le vado a scolare, le vado a posizionare da quest'altra parte e faccio scaricare tutta l'acqua. Ragazzi, allora a questo punto una bella pentola capiente, perché le scarole si appassinano lentamente, però nella fase iniziale avranno bisogno di spazio. Quindi andiamo a mettere le nostre scarole in una pentola senza nessun tipo di condimento, ecco qua, e pian piano andiamo a versare la nostra scarola all'interno. Ovviamente inizialmente non c'entra tutta, però basta mettere un coperchio sopra, eccolo qua, facciamo appassinare un po' e poi andiamo a mettere il resto della scarola. Vedete le scarole, pian piano che le giro vanno ad appassire, andiamo a rimettere il coperchio e aspettiamo di nuovo che appassiscono. Ecco, la cottura è ultimata, le scarole sono appassite tutte, le possiamo alzare. Andiamo a saltare le nostre scarole, a stufare, come volete dire. L'importante è che preparate 160 g di olive nere, 80 g di capperi, 40 g di pinoli, 5-6 acciughe, 2 spicchi d'aglio e l'olio. Ragazzi, iniziamo a mettere l'olio nella nostra padella, lo spacchiamo a metà e andiamo a versarlo, ecco qua. Andiamo a mettere i capperi
devono essere desalati senza sale, quindi sciacquateli prima di metterli. Ecco qua, le olive nere, i pinoli e le acciughe spezzettate. Io metto il maestro fritto, eccole qua. Ovviamente stiamo attenti a non mettere anche troppa acqua delle scarole. Andiamo semplicemente a saltare le nostre scarole. Non mettete sale, ragazzi. Diamo di tanto in tanto. Guardate che profumo, che profumo! E aspettiamo. Come si fa a capire quando le scarole sono pronte? Questo liquido, vedete? Si deve asciugare del tutto. È pronte, ragazzi. Andiamo a metterle in un recipiente. Allora, abbiamo tolto il nostro impasto dal frigorifero dopo le famose 14-16 ore, lo lasciamo riposare per prendere un po' di calore un'ora, dopodiché andiamo alla lavorazione. Trascorsa l'ora, il nostro ruoto da 32, andiamo a ungere un poco con un filo d'olio per evitare che la nostra pizza rustica si attacchi, quindi per bene su tutta la base e anche sulle pareti. Ovviamente chi non vuole mettere l'olio può mettere la sugna, chi non vuole mettere la sugna può mettere un po' di burro, io ci metto l'olio. Dal panetto più grande, che è la base della nostra pizza rustica, ovviamente io lo stendo con le mani, ma voi potete tranquillamente stenderlo con mattarello, forse vi risulterà ancora più facile. Ecco qua, con mattarello farete anche prima, però io da buon pizzaiolo preferisco stenderlo con le mani. Facciamo della grandezza più o meno del nostro ruoto. Eccola qua. La nostra base della nostra pizza rustica è pronta. Andiamo a posizionare all'interno del ruoto. Che la parte che magari è in eccesso la vado a stendere sulla parete del nostro ruoto, perché poi dopo vi faccio vedere cosa facciamo. Ok. A questo punto possiamo inserire la nostra scarola fredda che abbiamo preparato il giorno prima. Eccola qua. Che odore, tanto per bene, ecco qua, la sistemiamo. Adesso stendiamo il tappo della nostra pizza rustica, vi ripeto, io sempre con le mani, ma voi potete farlo tranquillamente con il mattarello. Il disco di pasta è pronto per tappare la nostra pizza rustica, andiamo a metterla sopra, ecco qua in questo modo. Magari ci aiutiamo con una forchetta, ecco qua così in questo modo, e andiamo a tappare con l'eccedenza dello strato inferiore. Andiamo a pizzicarlo sempre con una forchetta e andiamo a ungere la parte superiore con un po' d'olio. A questo punto bisogna farla rilievitare per almeno 3-4 ore, ovviamente coperta. Voi la potete chiudere tranquillamente nel forno di casa con luce spenta, non lo mettete con luce accesa. Io in questo modo, ecco qua, la vado a coprire. Ci vediamo fra 3-4 ore per la cottura. Ciao! Allora ragazzi, ecco la nostra pizza con le scarole, 40 minuti, forno a 200 gradi, modalità ventilata, ecco qua il risultato. Ragazzi, la prima fetta, guardate qua che spettacolo! Pure questo sa da saper fare.